Strada di fuori. Strada di fuori. Venite. Chi è che ha detto venite? Era una voce di donna. Dove dobbiamo venire? Cos'è che ha detto? Di donna. Chi è la donna? Lorenza. Ti chiami Lorenza? Hai detto Ingrid. Potete dire anche voi i vostri nomi. Raccontateci la vostra storia. Cosa fate qui? Di chi è quel disegno sul muro della fanciulla? Ti ricordi cosa c'è scritto sul muro? Qui c'è ancora qualcuno della famiglia Dauli, Dotti, Dario. Dario. Qualcuno è morto qui? State bene? Chi è il guardiano? Puoi ripetere? Chi è il guardiano? Me lo ripeti un'altra volta? Come si chiama il guardiano? Puoi ripetere il nome del guardiano, per favore? Non posso. Cosa hai detto? È in alto. Ma è buono o cattivo? È buono. Sono un po' inquietata, posso dirti. Sì, anch'io. Non mi piace tanto questa cosa del gesto guardiano, non mi sa da spirito protettore, non so perché. Deve essere anche vero. Perché? Ma per caso ci segue da qualche indagine perché l'abbiamo trovato in una indagine particolare?
Si è attaccato a noi? A Dario? A Dario? Prima non c'era nessuno, adesso parlano. Ma parlano tantissimo. Non lo so. Ma cosa ci fate qua? Siete carcerati? Siete persone che lavoravano qua? Fate parte della famiglia? Ma rimanete qua nella soffitta o girate dappertutto? Hai un giro? Perché prima giù non è che ci parlavate tanto, poco? Ma voi siete dei carcerati? A me sembrava che comunque il linguaggio non fosse così proprio... Ma io non capisco quasi niente. Diteci quello che volete, ma fateci capire in qualche modo cosa facevate qua, chi siete. Insomma, non volete dirci chi siete? No. Mi spiace. Ma perché siete riservati o perché non ci meritiamo di saperlo? Siete arrabbiati con noi?